Tutti uniti per voltare pagina per questo rush finale che porta gli elettori alle urne per la scelta decisiva. È il concetto ribadito da Sebastiano Sartoretto, protagonista per l'area di centrosinistra del ballottaggio, che confida nella chiamata raccolta anti-Marcon, cui i Pentastellati e Maria Gomerato con la sua lista Noi la Civica hanno già dato il proprio benestare. La proposta ampia e plurale punta a dar voce alle diverse sensibilità di Castelfranco. Sulla base di un progetto e di un programma di città che in queste settimane siamo andati a spiegare nei quartieri e nelle frazioni e che abbiamo visto essere parzialmente, anzi praticamente integralmente condiviso anche dalle altre forze politiche che competevano con noi in questa campagna elettorale. Ed è su questi presupposti che abbiamo trovato un accordo di programma per presentarci alla città uniti, facendo capire che c'è ora l'occasione di cambiare dopo 10 anni di amministrazione della Lega. Zurlo con la sua lista Green, che ha ottenuto il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle e che oggi rappresenta un movimento a cui guardano entrambi i candidati, rappresenterebbe il l'ago della bilancia nonostante i paletti messi per perseguire politiche ambientaliste. Con lui si complimenta il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, in corsa a raggranellare consensi in quel che rappresenta, dopo il primo turno, un importante bacino di voti giovanili. Promuove la formula della fidelizzazione Marcon, che conta sul suo elettorato storico. Saranno quelli di consolidare i voti che abbiamo avuto al primo turno e quindi quel che faccio è una richiamata a coloro che mi hanno accordato la preferenza la domenica scorsa di tornare a farlo e lasciando le porte aperte a coloro che non trovano nelle indicazioni che hanno avuto di votare Sartoretto, porte aperte anche a loro. Azzurro ho fatto un plauso, è stata la sorpresa di questa tornata elettorale e ne apprezzo anche la coerenza. Ho visto che non si schiera né con Marcon né con Sartoretto e ribadisco che è una scelta di coerenza e lo ammiro per questo. Quindi a loro io ho detto che un impegno rispetto al verde lo assumo compatibilmente con gli strumenti che ha l'amministrazione comunale, quindi porte aperte anche a loro.